Nino Lauretta, consigliere delegato del Centro Studi Nazionale Pirandelliano. Ecco, a che punto è il convegno pirandelliano del 2024? Il 2024 è già da tempo pronto e si farà naturalmente, come abbiamo annunciato, per tempo a Palermo. Purtroppo cercando un ritorno ad Agrigento abbiamo cercato la sponda del sindaco, ma non è stato possibile ottenere nulla. Sappiamo che girano delle voci in città secondo le quali saremmo stati finanziati anche all'interno dei capitali della cultura, ma ciò è assolutamente falso. In effetti a maggio abbiamo avuto un incontro con il sindaco, la presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, la professoressa Gilda Pennica, direttrice, e me, e il sindaco ha preso in quella sede degli impegni, ha fatto delle promesse ed era previsto un possibile ritorno per il 2024 di una sola giornata propedeutica, un completo ritorno da Agrigento per il 2025 e poi il 2026, perché noi avevamo chiesto, in coerenza con quello che sostenevamo, di ritornare ad Agrigento ma avere un sostegno pluriennale. Il sindaco prende in quell'occasione dei precisi impegni, li disattende e ad agosto di quest'anno abbiamo fatto una lettera sollecita per sapere cosa avesse intenzione di fare. Nessuna risposta alla nostra lettera. Sappiamo che, ripeto, si dice in città che ci sia stato un finanziamento a favore del centro, ma noi siamo, non solo non c'è un finanziamento, ma siamo stati esclusi da Agrigento Capitale della Cultura 2025, per cui a giorni metteremo un comunicato stampa con le quali annunceremo le nostre decisioni per il 2025. Quindi, tornando al convegno, come sarà strutturata? Sarà strutturata al solito su 5 giornate, perché su 4 giornate è la cosa eccezionale che i convegnisti, che saranno oltre 400, soggiorneranno per 5 notti a Palermo, con un ritorno anche economico notevolissimo, quindi non solo l'aspetto culturale, ma il nostro cavallo di battaglia è stato anche un ritorno economico sul territorio dove si svolge il convegno, che ahimè, non per nostra responsabilità, ma per responsabilità delle autorità locali, si svolgerà fuori anche quest'anno e probabilmente anche l'anno prossimo. Dico, nonostante le tante attività teatrali che voi fate e che avete fatto negli anni, non si riesce a coinvolgere Agrigento nei vostri programmi, una cosa insomma... No, stranamente ci sono inseriti in Agrigento Capitale della Cultura dei programmi pirandelliani, addirittura un convegno su Pirandello e Camilleri, ma non c'è stato spazio, non c'è stato verso di poter ritornare, sebbene noi lo abbiamo cercato con tutto il cuore. Per cui c'è questa chiusura preconcetta a questo punto del sindaco, perché sono passati 4 anni di silenzio, 4 anni di dineghi, e per cui siamo stati costretti a prendere le decisioni che abbiamo preso.